Sarebbe deceduta per un'infezione partita dal feto morto che aveva ancora in grembo. Questa è l'indiscrezione trapelata dopo l'ispezione dei commissari ministeriali a San Bassiano per far luce sulla morte di Marta Lazzarin, la blogger 34enne residente a Bassano, deceduta lo scorso 29 dicembre alla 27ª settimana di gestazione, mentre stava partorendo il bimbo già morto da almeno 2 giorni, forse per soffocamento determinato dal cordone ombelicale attorcigliato per ben 2 volte attorno al collo del piccolo. Dopo Brescia e Verona, la task force di esperti è arrivata all'ospedale di Bassano, dove ha valutato che tutte le procedure relative alla vicenda, sino al drammatico epilogo, siano state rispettate. Ascoltate tutte le persone coinvolte. Hanno ovviamente ricevuto da noi tutta la documentazione che riguarda il caso, di carattere sanitario e anche di tipo organizzativo. Hanno fatto delle domande poi specifiche alle persone appunto che sono state coinvolte in questa vicenda. Che idea si è fatto lei? Noi non abbiamo oggi il referto dell'autopsia e una volta conosciuta la causa saremo in grado di stabilire se c'è stata appropriatezza, correttezza negli interventi e nelle procedure. Adesso tempi per avere questa valutazione, almeno i primi esiti di questa valutazione? E i tempi non dipendono da noi, ma dipendono dalla commissione ministeriale, quindi mi auguro i più brevi possibile, perché prima si hanno gli esiti della valutazione ministeriale e gli esiti della procura, di quello che è l'accertamento della procura, e prima faremo chiarezza e andremo fino in fondo nella vicenda. Ma per definire chiaramente i contorni della tragedia bisognerà attendere 2 esiti: dell'autopsia istituita dalla procura e della commissione romana prevista per i prossimi giorni. Intanto è stata fissata la data dei funerali di Marta, che si svolgeranno sabato 11 nella chiesa di Cusignana di Giavera del Montello, il suo paese d'origine. La giovane sarà seppellita accanto al suo piccolo, poi toccherà al compagno Cristian Cappello, che inizierà proprio da Bassano un vero e proprio pellegrinaggio a piedi per l'Italia, raccogliendo offerte per la ricerca contro la fibrosi cistica.